Benvenuti anche oggi a questo nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Oggi apriamo il nostro giornale con un importante evento avvenuto a Venezia, a Palazzo Ca' Corner, palazzo della provincia di Venezia ed organizzato dalla Confcommercio. Vediamo il servizio di Eleonora Biral. Si è tenuta presso il Palazzo Ca' Corner a Venezia la quinta edizione del Forum dei giovani imprenditori organizzato dalla Confcommercio a discutere di una prospettiva futura a seguito della crisi economica. Relatore dell'annuale incontro Paolo Galimberti, rappresentante dei giovani imprenditori, che ha accentuato l'importanza di solidificare le imprese in tutti i territori, soprattutto da parte delle amministrazioni locali. È una denuncia che vogliamo adressare al governo e trasmettergliela domani al ministro Grilli, perché credo che insieme dobbiamo lavorare per contribuire alla crescita del paese, un paese che ahimè non sta crescendo da troppo tempo e che della non crescita sta facendo il proprio male e oggi ha bisogno di riscattarsi perché ha la possibilità di riscattarsi. Nella giornata di venerdì 9 novembre si è dibattuto sul credito e più in generale sul ruolo delle banche, ma anche sulla burocrazia che talvolta diventa un peso per le imprese, spesso sommerse da pratiche che non vanno a buon fine. Questi fattori sono infatti stati soprannominati il gattopardo delle imprese, a memoria del celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa, per sottolineare un momento di svolta politico e sociale. Dobbiamo innanzitutto lavorare tutti insieme, questo è il momento che tutte le realtà associate di lavoro, di imprese e così via devono lavorare per una prospettiva nuova per il Paese. Bisogna uscire da questa condizione perché ognuno chiede a qualcun altro che risolve il problema, invece lo risolviamo se tutti quanti insieme premiamo dalla stessa parte. È stato difficile arrivare a questo concetto, eppure questo concetto è l'unico concetto che salva il Paese. Presenti al forum anche il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni e il segretario della Lega Nord Roberto Maroni, pronti a ribadire l'attuale situazione economica del Paese e ad evidenziare la necessità di una drastica riduzione delle pratiche burocratiche in Italia. Ai giovani imprenditori di Confcommercio, cosa è venuto a dire qua a Venezia? Che hanno ragione, ho letto il loro libro e dico che hanno pienamente ragione. La classe politica non è riuscita in questi anni a dare risposte concrete se non marginali. E hanno ragione, è una critica dura ma meritata, che noi meritiamo perché potevamo fare di più. A richiamare l'impegno che la provincia di Venezia sta dando alle imprese è stata la presidente Francesca Zaccariotto, che ha dato voce alle ultime politiche di crescita compiute recentemente dalla stessa amministrazione provinciale. Ma io credo che la prima politica, visto la crisi, dovrebbe essere quella di imparare a lavorare insieme, quindi fare squadra, ponendoci in base ai propri ruoli, alle istituzioni che rappresentiamo, che cosa possiamo fare. Io ho usato una metafora, cioè una goccia nell'oceano, perché credo che l'impegno di ognuno nel rispetto del proprio ruolo possa dare delle risposte concrete. Credo che se tutti facciamo delle riflessioni, molto probabilmente tutti nel dare piccole risposte contribuiamo a dei grossi risultati. Questo può essere il futuro.